Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 11 novembre. Ricca di appuntamenti la giornata di oggi, sabato 11 novembre, giornata della legalità. In questo contesto, evento a livello nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, si terrà un incontro di riflessioni sul principio di legalità, dal titolo I giovani e la cultura dell'etica, che coinvolgerà anche gli studenti delle scuole superiori. L'incontro si terrà infatti nell'aula magna del Liceo Veronese e il suo scopo sarà cercare di promuovere tra i giovani la cultura dello Stato e del rispetto di quei valori etici, sociali ed umani sui quali si fonda una società civile e democratica, valori conquistati dai combattenti anche a costo della vita e che l'Associazione Nazionale Bersaglieri oggi intende trasmettere ai giovani. Saranno presenti a raccontare le proprie esperienze illustri personaggi, tra cui la giornalista Carmen La Sorella, il magistrato Ignazio Francisci e il generale di brigata dei carabinieri Nicola Conforti, oltre al professor Rodolfo Ianes, i quali saranno al tavolo della conferenza per accendere un riflettore su quei principi dai quali non può prescindere la convivenza civile e l'ordinato sviluppo della comunità. Presenti inoltre il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, generale Ottavio Renzi, il vicepresidente nazionale generale Nunzio Paolucci, la dirigenza dell'associazione locale promotrice con il cavaliere Isidoro Chieregato e il coordinamento regionale del presidente Bozzo. Si tratta di un evento prestigioso che nelle intenzioni degli organizzatori intende aprire un importante dialogo tra le istituzioni e i giovani. Oggi saranno in contatto circa 400 studenti delle scuole pubbliche del Veneto con collegamenti esterni con istituti di Palermo in uno scambio culturale umano i cui risultati ci si augura si vedranno nel tempo. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di Bussolà al Casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, si è congratulato con il nuovo presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, Roberto Rossetto, nominato su indicazione del Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, indicazione condivisa con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il Sindaco di Venezia, Brugnaro. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è un tema imprescindibile dal punto di vista ambientale, ma anche identitario per il rispetto che dobbiamo alla città simbolo della nostra storia. L'impegno che attende il dottor Rossetto è di alta responsabilità e di grande professionalità. A lui, afferma Zaia, esprimo le mie congratulazioni e auguro buon lavoro nel nuovo incarico che certamente saprà affrontare sulla scorta della sua grande esperienza. Al nuovo presidente Zaia ha confermato la totale collaborazione istituzionale da parte della Regione, consapevole che la Laguna di Venezia è un patrimonio di tutti e unico al mondo, anche per l'alto livello di complessità che richiedono gli interventi nella sua tutela. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Dopo la tavola rotonda che si terrà questa mattina presso l'Aula Magna del Liceo Veronese alle ore 10
in cui il tema di confronto saranno i valori etici fondamentali per la convivenza in una società civile. Sempre nell'ambito della giornata della legalità, oggi pomeriggio ci sarà il concerto d'onore della banda cittadina di Chioggia in memoria dei caduti per mano mafiosa. La cittadinanza è invitata a partecipare a partire dalle 16:30 presso l'Auditorium San Niccolò a Chioggia, dove la banda cittadina, che quest'anno ha festeggiato i 45 anni dalla rifondazione, sarà diretta dal maestro Loris Tiozzo. È bello e doveroso ricordare che la banda cittadina è formata da volontari che spesso si sono approcciati alla musica proprio all'interno della banda, imparando a suonare lo strumento a loro più congeniale. Alcuni di loro hanno completato il loro percorso diplomandosi al conservatorio. Ora ripartono i corsi di strumento musicale anche per i ragazzi. La banda cittadina è infatti accreditata al MIUR. I vostri ragazzi potranno imparare uno strumento, flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, corno, batteria e percussioni, e se hanno passione per la musica potranno imparare facilmente e potranno suonare prestissimo con il resto della banda. Sarà un orgoglio poi per loro rappresentare la città ovunque la banda venga chiamata ad esibirsi. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Mancano meno di 2 mesi alla fine dell'anno e a fine anno c'è la scadenza per quanto riguarda l'applicazione della Bolkestein, la direttiva Bolkestein. Premesso che sembra assolutamente impossibile, stiamo parlando ovviamente non solo per quanto riguarda il comune di Chioggia, ma praticamente per tutto quanto il resto d'Italia, è assolutamente impossibile che i vari uffici comunali possano nel giro di qualche mese, perché praticamente dal 31 alla stagione sono pochissimi mesi, riuscire a fare in modo di compilare i bandi e pubblicarli in modo tale che si possa adempiere, diciamo, a questo provvedimento di cui insomma se ne è parlato da tempo. Oltretutto c'è una sentenza che è stata pubblicata qualche giorno fa, ne abbiamo parlato con un'intervista al presidente di Ascot, Giorgio Bellemo, in cui il Tribunale di Lecce praticamente dice in sostanza la sentenza è bella corposa, ma in pratica dice che siccome è stato dimostrato che non c'è scarsità di risorsa riferendosi agli spazi demaniali, cadrebbe uno dei motivi, il tribunale che decide su questo frangente, ma ci dovrebbe essere una indicazione diciamo a livello istituzionale del governo. Detto questo, però, il tempo sta passando e ieri c'è stato un incontro da parte della Gebis, che ha mandato un comunicato. C'è stato un incontro appunto con il presidente della Gebis Gianni Boscolo Moretto, con l'assessore Serena De Perini e l'assessore urbanistica Massimiliano Tiozzo Cainazzo, e appunto riprendendo pari pari questo comunicato dicono che le incognite sul tavolo sono ancora tante. Da un lato abbiamo la direttiva europea che chiede all'Italia di mettere a gara anche le concessioni demaniali del demanio turistico, dall'altro una serie di cause e di sentenze che tentano di fare chiarezza sull'applicazione. Tutti parlano di Bolkestein, tranne la politica, che invece sarebbe ora il tempo che dicesse chiaramente cosa si devono attendere gli operatori balneari. Ecco, tenete presente che sappiamo che c'è una fascia di soggetti della società che odiano gli operatori balneari, ma con questo contesto, praticamente, con questa incertezza, è chiaro ed evidente che nessun operatore balneare può pensare a investire. Se cade la capacità di investimento, il Veneto è la risorsa turistica è uno degli elementi base dell'economia appunto della regione del Veneto. Se cade l'investimento, a cascata cade tutta una serie di fattori, tra cui l'occupazione e tutto il resto.
quindi che alla prima decade di novembre, con questa scadenza imminente, nessuno abbia ancora parlato, o ci sia stata, è veramente, diciamo, è drammatica, è una situazione drammatica. Continuo con l'intervento anche dell'assessore Serena De Perini, che dice appunto la nostra attenzione massima e i confronti con le sigle e categorie sono continui. Ho bussato a tutte le porte, hanno chiesto aiuto anche al Consiglio Comunale in modo trasversale e devo dire che su questo tema l'impegno c'è da parte di tutti, ma è chiaro che la risposta finale deve arrivare da Roma. Incontrando di recente il senatore Maurizio Gasparri, ho chiesto a che punto siano le procedure. Seduta stante ha contattato l'onorevole Bergamini, che sedeva al tavolo tecnico, che si è occupato della mappatura del bene demaniale, e ci ha spiegato che il governo sta preparando una circolare che arriverà a tutti gli enti locali costieri per annunciare una proroga delle scadenze al 31 dicembre 2024. Quindi trovate l'intero comunicato nel servizio, è una vicenda veramente incredibile perché, ripetiamo, tutto questo non è solo ed unicamente dell'interesse degli operatori balneari, ma è di tutta la comunità, perché se, e soprattutto per il Veneto e ancora di più per la nostra località, dove gli operatori balneari, ci sono tantissimi stabilimenti che fanno investimenti, hanno fatto investimenti enormi, e questi investimenti vanno a sostenere l'economia ed è un vantaggio per tutti. Purtroppo questo in tanti non lo capiscono. Speriamo che il governo prima possibile faccia questa proroga, che la proroga non serve a rimandare, serve a fare chiarezza e fare in modo di preparare, diciamo, i bandi in modo chiaro, che non ci siano interpretazioni, che non ci possano essere problemi, perché mi sembra che ormai sul fatto che le concessioni balneari debbano andare all'asta, su questo nessuno, non mi sembra che gli operatori diciamo siano contrari. Sono contrari se vanno all'asta, ma senza avere un riconoscimento per chi ha fatto l'investimento. Quindi è una situazione molto complessa. Speriamo che prima della fine dell'anno ci siano delle risposte. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 11 novembre, la Star Pharma in via Madonna Marina, Sottomarina, vi saluto e vi ringrazio, e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e il canale WhatsApp Azzurra Network News. Vi ricordo di attivare le notifiche. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso di Chioggia trovi tutto per la scuola e la cancelleria più sfiziosa e personale disponibile per fare il tuo speed e fornirti assistenza, per i tuoi biglietti d'auguri personalizzati e i biglietti da visita e i menù e tanto altro. Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, Chioggia. Ci trovi su WhatsApp al 328 635 7832.